Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video di Brawl Stars. Io sono Power Gamer e oggi raga siamo tornati in questo nuovo account, ovvero il quarto account sul mio stesso telefono, in cui farò solo box opening. E oggi volevo farlo così, cioè vorrei tenermene tutte quelle del pass, però non le appunto queste. Sarà un box opening, però almeno questo. Comunque iniziamo subito con questa, credo cioè non è che troverò molto raga. Vabbè, prendiamoci Nita, perché volevo farlo fino a 300 copie, così poi sbloccavo le missioni, eccetera eccetera. Poi sblocchiamo la sopravvivenza, perché raga io non lo so se farlo tutto nel camion dei trofei, ecco che pure lag, perché cioè poi devo prendere un sacco di brawler, quindi non so se prenderlo. Comunque abbiamo trovato Nita nella cassa, incredibile. Sto scherzando ovviamente. 3 skip e c'è un brawler, Pocio. Vabbè, se ne frega, è sempre un brawler bello. Un bello messicano del fa niente. E boh, qua niente. E vabbè ci sta. Comunque 200 di raddoppio gettoni. Nuova, cosa c'è di nuovo? Risorse. Vabbè. Comunque raga abbiamo trovato 2 nuovi brawler che mi va bene, cioè non proprio 2, perché tipo uno direttamente. Poi ci miglioriamo tutti e poi io direi di andare, non lo so, andiamo in sopravvivenza singolo, mi metto Shelly e ci facciamo le partite. Allora, non so se già posso prevedere. Credo di vincerla, cioè, perché raga io nel primo account ho 14.000 copie, poi nel secondo ne ho 1.600, poi nell'altro ne ho 300 e poi in questo ne ho 48, proprio incredibile, tutto sommato divento un pro player. Vabbè, ok, aia, non posso farmi chiudere qui, no perché mi ha sparato là? Vabbè sei morto, bro, sei mortissimo, non ci credo. Mi dà fastidio. Ma magari voi direte nei commenti sei scarso, non me ne frega niente. In realtà io sono a medio, non sono né troppo scarso né troppo forte. Allora, notifiche di YouTube, vabbè. Ci prendiamo sto power up, intanto gente sarà conquerata, spero di no. E stanno uccidendo davvero. Quella anda forte, il tiro colpo come oddio un po' ci vediamo alla prossima partita raga, ciao. E comunque questo non sai tutti gli account, cioè ce n'è uno quindi vabbè, ci siamo intesi, alla prossima. Aspettate, decidiamo, vabbè ce le prendiamo, ciao. Ok raga, eccoci in partita. Voglio sfidare sta rosa. Spero che non me la dica. Vediamo. Morta, non ci credo. Perché? Perché io dico sono scarsi, faccio quello che voglio. No, che poi pure mi uccidi. Perché raga ci ho fatto veramente. Oh, il nuovo brawler incredibile! E cosa? Non l'avevo visto. Vabbè raga, ho fatto davvero una figuraccia. Grazie. Non si sente. No. Raga, ci vediamo alla prossima partita. Boh, io mi faccio tutte le coppie con Shelly perché all'inizio io uso solo lei perché è troppo forte, certo poi a livello 1 fa cacale, però è forte raga, non è troppo. Qua ci sono conosci, io morto. Attenzione, omicidio tentato di rosa. Devi uccidere tuo marito, ovvero il primo che ti ha tradito con Nita e con me, mi dispiace con me, però. Ma raga, mi dice che ho preso rosa dopo 3 anni, ma che cazzo? Ok, 2 video, uno via, attenzione, incredibile.
ci vediamo come sempre alla prossima. No, anche ve lo sto a dire. Ciao ciao. Tanto ci stiamo a fare un sacco di gettoni. Nuovo brawler, raga? No. Vabbè, ci sta. Scrivetemi raga qua sotto nei commenti da dove il box opening sia del cammino trofei sia del Brawl Pass, da dove lo faccio partire, tipo trofei non lo so 300, scrivetemi qua sotto, e poi il Brawl Pass tipo soglia, non lo so, la soglia, il numero, anzi mettono qua sotto così parto da là e poi quanto lo faccio durare non lo so perché giocherò solo in questo così mi faccio un sacco di gettoni. Comunque questa qua è bella bro, troppo forte, voglio. Ok, per recuperare vita. Il mio lavoro è di chiudere gli alberelli, sì, non so neanche parlare italiano. Quindi non ti stressa. Ok raga, eccoci in partita. Togliamo l'alberello. Vedi qua Rosita. Ok. Sto beccando sul colpo. Allora andiamo per di qua. No, inizia. Che palle, penso di schifare. Quindi lo stesso, qua sotto nei commenti se volete che faccio qualche challenge. L'ho già fatto su Fortnite.io, la run un film. Datevi a vedere il video. Già sempre finale. Forse ragazzi sono un po' troppo noioso queste partite perché sono veloci, troppo facili, però cosa devo dire, io in questa camp faccio solo lo stesso. Incontro gente più scarsa di mia nonna che manco sa muovere due tasti del telefono. Ok, partiamo. Però di livello arrivato delle altre, ti prego no. Raga, ho rischiato la vita. Ho rischiato la vita oppure ho sparato l'ITH. Bella per recuperare la vita. Bella che vi siete. Ah, così. Ah, così. Così. No, vabbè. Così. Va bene. Andiamo in questa partita. Credo che facciamo l'ultima oppure altre due, raga, non lo so. Dipende da quanto durano. Colpiscono. Madonna, l'ho colpita anche una volta. Il radio mi diceva che la potevo colpire. Allora che prendevo questo. No, aspettate, no. Vorrei prendere la jump col meteorito e tipo vedere se mi colpiva. Non so perché, però per vedere se mi colpiva. Comunque raga, anche challenge oppure tipo, non lo so, avete dei dubbi e lo posso far scoprire a voi. Per esempio io vado nelle amichevoli e vi faccio vedere se si può fare, oppure lo fate io. Come volete, Dio, sto rischiando che mi farà valiti. E poi a me mi dà proprio fastidio, raga, cioè, madonna, ieri mi hanno tolto 100, non lo so, 60 coppe con quella cosa della stagione, stavo dando il fastidio cane aver perso le coppe. Ve lo giuro, mi sono un po' e poi ho portato tutti i punti che è stata un'emozione. Non so perché, però è un grande traguardo per me. Allora, abbiamo 400 pescelli, bella lì, bella là, va a cagare. E vabbè, vai a giocare a Diverland, madonna. A Luna Park, che devo dire. Oh, avete rotto le palle, Black Boss. Non ci credo, raga. Gli stavo sparando l'ultimo e l'ho sparato prima. Chi sei? Raga, cassetta piccola. Non credo che troverò molto, però andiamo. Infatti non ho trovato niente. Vabbè, in questo episodio abbiamo trovato due brawler, ovvero Nita e Pozzo e Bombardino. E Colt, raga. No, Bombardino non c'era perché si fosse lì. Comunque raga, io spero che questo video sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non perderete i prossimi video. E boh, detto questo, per ora di tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!